Questa è la storia del ponte di Rialto. Ci troviamo a Venezia. Rialto era il cuore economico e commerciale della città. In questo punto gli attraversamenti del Canal Grande erano così tanti che viene costruito un ponte di barche per facilitare gli spostamenti. Alla fine del XII secolo, durante il dogato di Sebastiano Ziani o di Orio Mastropiero, viene costruito un ponte vero e proprio, progettato da Niccolò Barattiero, chiamato poi Ponte della Moneta, per la vicinanza con l'antica zecca. Diversa è la versione del doge Andrea Dandolo, che alla metà del Trecento scrive che il ponte sarebbe stato costruito nel 1264 e che il nome deriverebbe dalla moneta che si doveva in passato pagare ai traghettatori per attraversare il canale. Il ponte era in legno e consisteva in due rampe inclinate con una sezione centrale mobile per far passare navi più alte. Nel 1310 il ponte viene danneggiato durante la ritirata dei rivoltosi guidati da Baiamonte e Tiepolo. Viene poi col tempo rinominato Ponte di Rialto e nella prima metà del XV secolo ai suoi lati vengono costruite due file di negozi che, pagando gli affitti, contribuivano alle spese di manutenzione. Nel 1444 crolla sotto il peso di una grande folla radunata per assistere al corteo della sposa del marchese di Ferrara. Viene poco dopo ricostruito, sempre in legno. Nel 1503 si propone la costruzione di un ponte in pietra e un primo progetto viene fatto nel 1514 da Fra Giovanni Giocondo, unito a una sua proposta per la ricostruzione del mercato di Rialto che quell'anno era stato distrutto da un incendio, ma alla fine non se ne fa nulla. Nel 1524 il ponte crolla di nuovo e nel 1551 per il rifacimento viene nominata una commissione di 3 provveditori: Antonio Cappello, Tommaso Contarini e Vettor Grimani. A partire dal 1554 vengono presentati altri progetti degli architetti più famosi del tempo, ma solo alla fine del XVI secolo il doge Pasquale Cicogna lancia un concorso vero e proprio. Arrivano proposte da architetti come Jacopo Sansovino, Giovanni Barozzi da Vignola e Andrea Palladio. Palladio propone due versioni, entrambe con un ponte su 3 arcate con sopra una piccola piazza racchiusa di edifici classici, ispirati dai fori romani. Il concorso venne riproposto nel 1587 con la partecipazione di Vincenzo Scamozzi e Antonio da Ponte. Il 9 giugno 1588 vince il progetto di Da Ponte perché prevedeva un ponte su un'unica grande arcata permettendo il passaggio di navi più alte. Da Ponte si fa aiutare dai nipoti Antonio e Tommaso Contin e l'opera viene completata in tempi record nel 1591. Per 2 secoli e mezzo è stato l'unico ponte sul Canal Grande fino alla costruzione del ponte dell'Accademia nel 1854. Il ponte di Rialto nei secoli ha subito alcuni restauri, 3 i più importanti. Nel 1824 vengono sistemati gli arconi superiori, nel 1852 vengono sostituiti i rivestimenti e le parti marmoree delle gradinate e tra il 2015 e il 2019 vengono ripuliti i marmi, rifatti i sottoservizi e consolidata l'intera struttura per un costo totale di 5 milioni di euro. Oggi il ponte di Rialto è percorso ogni anno da decine di milioni di persone ed è uno dei monumenti più iconici di Venezia e d'Italia.